Una vittoria oggi per il Padova vorrebbe dire continuare nella corsa per un posto al playoff, ma non sarà facile per gli uomini dell'imbattuto dal canto, visto che tra l'altro gli 8 punti che separano le due squadre in classifica sono quasi per intero frutto della penalizzazione inflitta all'Ascoli, c'è quindi da attendersi equilibrio e visti gli opposti obiettivi grandi motivazioni. Dal canto schiera il 4-3-3, Cano in porta, Crespo, Cesar, Legatti e Renzetti in difesa, Bovo, Italiano e Cuffa a centrocampo, De Paula, Ardemagni e El Shaarawy in attacco, fuori Moretti per squalifica, Castori mette in campo il 4-5-1, Guarna tra i pali, Ciofani, Faisca, Marino e Micolucci, 4 di difesa, Gazzola, Uliano, Pederzoli, Di Donato e Cristiano nel folto metà campo, Fexesin unica punta, arbitra Canduzio di Cervignano del Friuli, assistenti Chiocchi e Meli. A Padova c'è il sole, fa caldo, temperatura attorno ai 25 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, sugli spalti circa 9.000 spettatori, un centinaio quelli arrivati da Ascoli. Studio il gol, scusami Zennaro, c'è il vantaggio del Portogruaro, a te la linea. Sì, anche qui il Padova in vantaggio al 15° con Cuffa, Padova 1, Ascoli 0. Allora, e qui siamo entrati nel 18° minuto, il Padova in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli, c'è stato un cross da destra di Crespo verso il secondo palo, il colpo di testa di Cuffa e ne è uscito un pallonetto che ha superato Guarna e la palla in rete, un vantaggio davvero meritato del Padova che ha iniziato l'incontro con il piede schiacciato sull'acceleratore e la rete è arrivata dopo almeno 2 minuti continuati di possesso palla, con il Padova che ha più volte cambiato il fronte d'attacco. Alla fine il traversone di Crespo, il colpo di testa dell'argentino Cuffa e il vantaggio della squadra di Dal Canto. 18° minuto, Padova 1, Ascoli 0, linea Trieste. Il gol di un assist vincente, dunque il 2-0 del Padova, El Shaarawy al 43° minuto. E qui sono passati 20 secondi dell'unico minuto di recupero, il Padova in vantaggio per 2-0 sull'Ascoli, una gran bella rete quella del Padova che sta giocando molto bene, in evidenza i 3 attaccanti Ardemagni, De Paula e El Shaarawy. La difesa marchigiana oggi sta facendo davvero moltissima fatica, mancano 20 secondi alla fine del tempo, Padova 2, Ascoli 0, Trieste. 46 minuti e mezzo di Emanuele Terranova, il difensore della formazione Ciociara, e la palla che si è andata a rigore per il Padova, atterrato Ardemagni, lanciato a rete, atterrato dal portiere Guarna. Richiamerò quando tutto sarà pronto per la battuta. Eh sì, qui ci sono ancora tutte le fasi preparatorie del rigore. Un momento, ricordo soltanto la situazione sui campi non collegati, poi riavrai la linea. Empoli 1, Albinoleffe 0, Modena Grosseto 1-1, Piacenza 1, Sassuolo 0. Zennaro, quanto può mancare più o meno al rigore del Padova? Mancheranno ancora una ventina di secondi. Ho capito, e allora mandiamo la pubblicità e poi torneremo ancora da te. Pubblicità. Padova. Il tiro è stato di De Paula, il tuffo del portiere Guarna e palla in angolo, quindi fallito, una grandissima occasione dal Padova. Il tiro di De Paula angolato, ma è stato molto bravo il portiere dell'Ascoli a deviare in calcio d'angolo. Un rigore arrivato per un fallo molto evidente proprio del portiere dell'Ascoli su Ardemagni, lanciato a rete, è uscito però non ha trovato il pallone ma solo le gambe dell'attaccante. L'arbitro lo ha anche ammonito. Adesso l'Ascoli fa uscire il pallone dall'area di rigore e prova in contropiede, quindi siamo arrivati a 15 minuti e mezzo, il risultato è ancora di Padova 2, Ascoli 0, linea Trieste. Il portiere avversario, poi ancora un altro. Il 3-0 del Padova, Ardemagni al 20° minuto, quindi Padova 3, Ascoli 0. 26°, Padova 3, Ascoli 0. Alla fine il gol di Ardemagni è arrivato, ancora fondamentale però l'apporto di De Paula che lo ha servito in area, il controllo di Ardemagni e poi con il destro il rasoterra e la palla in rete. Subito dopo sostituito proprio Ardemagni, autore della sua terza rete stagionale, dal giovane francese di origine maliana Dramé. Siamo al 26° minuto, il Padova si sta un po' creando dei problemi in area, alla fine Cesar ha buttato fuori con rabbia il pallone, quindi dicevo 26° minuto, Padova 3, Ascoli 0, Trieste. La partita è virtualmente conclusa, le squadre non hanno più voglia di affondare il gol dell'Ascoli, scusami, il 3-1 di Fexesin al 45°. Di Dalla Bona proprio. È finita Padova, scusami, Padova batte Ascoli 3-1.